amici e amiche alla visione e all'ascolto, prove tecniche di trasmissione per quanto riguarda questa puntata un po' particolare. Stiamo cercando anche noi di entrare, come si dice, e siamo in diretta tra l'altro, come potete vedere, senza trucco, senza inganno, per dare un servizio ulteriore di friulitv.net usando al meglio le nuove tecnologie. Da Pordenone, dall'ufficio 2, cioè dovrebbe esserci già pronto, dovrebbe essere, eccolo lì, lo vedo già pronto, il buon Giuseppe Quattrin, eccolo qua, lo vedo anch'io. Ciao a tutti. In doppia, come si dice in questi casi. Allora Giuseppe, ieri abbiamo fatto la prova 0, no? Adesso cominciamo con la prova 1. Sì, allora il progetto che stiamo cercando di portare avanti è di aprire dei canali, oltre ai classici telegiornali, canali informativi, anche qualcosa di specifico, puntate inerenti tecnologia, qualcosa di più specifico ad esempio sul mondo dell'agricoltura, sull'industria, eccetera, eccetera. Sempre tutto coadiuvato dal buon Omar Costantini che da sede 2 o da sede 1, dipende dove si sposta. Io diciamo, se permette, ecco, una cosa molto importante, diciamo anche ai nostri amici che ci stanno in questo momento guardando sia sul canale YouTube ma anche sulla pagina Facebook di friulitv.net. Ogni tanto vedrete che c'è un po' di ritardo fra me e Giuseppe, non è dovuto al fatto che siamo sordi oppure viviamo su Marte, è che proprio il digitale ha queste esigenze, nel senso che c'è sempre comunque un ritardo di qualche frazione di secondo tra diciamo quello che ascoltiamo noi realmente e quello che poi ascoltate voi o vedete voi in video. Sì, e poi dipende anche dalla tipologia di segnale. Come si sa adesso tra smart working, lezioni a distanza e tutto quanto, con le bande internet che abbiamo in Italia, purtroppo miracoli non ne possiamo fare, quindi tutto quello che passa bisogna portarlo a casa. Certo. Questo è un esperimento che usciremo ogni giorno, penso. Adesso vediamo che cosa dice Omar, con dei piccoli speciali, e piano piano inizieremo a coinvolgere anche qualche ospite, cliente di Horizon Informatica o qualche ospite mirato in base agli avvenimenti del giorno. Senti, oggi si parla tanto di Maradona che ieri sera, tra l'altro eri tu con me, stavamo proprio chiudendo l'edizione dell'audiogiornale quando è giunta la notizia, la conferma soprattutto della morte, no? Del Pibe de Oro. Abbiamo fatto anche noi un post veloce, chiaramente limitandoci, tra l'altro su Twitter non ho voluto fare tante le cose per le lunghe, ma chiaramente ho definito Maradona non il re del calcio ma l'imperatore, cioè il Cesare Augusto del pallone, come giustamente lo è. Poi lasciamo stare i suoi problemi personali, perché non è neanche corretto da parte nostra intervenire, visto che personalmente non lo conosco e non ci ho mai vissuto. Però quello che è successo ieri sera a Napoli effettivamente lascia un po' basiti, in tempi in cui esistono delle regole dove tu non puoi nemmeno uscire di casa per prenderti una boccata d'aria, tranquillamente 3-4 mila persone, perché questo erano lì tranquillamente al San Paolo ad omaggiare il loro dio pagano sulla terra. Sì, a prescindere che la notizia, ero in linea con un cliente e intanto che parlavo stavo un attimo navigando in Google o googolando, come si suol dire. Pensavo fosse una fake news, ma dopo ho visto i canali informativi iniziali che erano portali cinesi, poi invece leggendo si è arrivati alla certezza. Come diceva Omar prima, partiamo da una notizia da una persona che nel mondo calcistico è e rimarrà il numero 1, fuori qualcosina magari dopo ci sarà anche da discutere. Certo. Quindi su questo Omar sicuramente è molto più preparato in ambito giornalistico e sportivo e può eventualmente andare nei dettagli. Chiaro. Io mi scuso per la mascherina, ma essendo in ufficio con la presenza di altre persone
la norma. Io invece sono per fortuna dalla mia casa, senza persone all'interno, e dunque posso tranquillamente non indossarla, anche perché, come avete visto ieri, insomma, avevo difficoltà pure a parlare, visto che la stessa finiva più volte in mezzo alla bocca e non ti permetteva, insomma, di dialogare con il nostro pubblico, e non solo virtuale in questo caso, perché parlavamo di un pubblico virtuale. Notizia purtroppo di questa mattina che abbiamo riportato nell'edizione del mattino, mi scuso per gioco di parole con i nostri amici, all'interno dell'audiogiornale, questo femminicidio accaduto nella notte a Roveredo in Piano, non tanto lontano tra l'altro dalla sede di Horizon Informatica, proprio ieri che si è tutto il giorno, no, battuto il chiodo su questo discorso legato alla violenza sulle donne. Allo scoccare della mezzanotte, cioè gabbata la festa, gabbato l'usanto, nemmeno un'ora dopo già in Italia si sono registrati 3 femminicidi, purtroppo di cui uno qui in Friuli Venezia Giulia, no? Anche qui oggi abbiamo sentito tante cose, forse una tragedia che si poteva evitare e via dicendo, via discorrendo. Chiaramente i social stanno riportando la notizia con i vari tam tam, ognuno diventa psicologo o esperto del settore, addirittura chi fa il criminologo e via dicendo. Sta di fatto che purtroppo la cronaca è sempre operativa e questo fa parte, speriamo il meno possibile, però fa parte anche del nostro lavoro, cioè quello di essere pronti live, intervenire in loco per dare l'informazione corretta e giusta ai nostri amici che ci ascoltano in tutto il mondo, perché ricordiamo, noi non siamo una televisione, ma siamo un portale web di informazione, lavoriamo su internet, qualsiasi posizione del mondo all'interno dell'atmosfera e via dicendo, basta che ci sia una connessione internet, si può collegare e ascoltarci, oppure cambiare canale se non garba quello che noi diciamo. Sì, infatti qua mi collego a quello che stavo dicendo Omar. Noi abbiamo attivato adesso per l'informazione questa piattaforma che pubblica sia sul canale YouTube e sul canale Facebook. In questo caso siamo partiti un attimo con il canale YouTube e eventualmente domani faremo un test direttamente con la diretta sul canale di Facebook per una questione di, come si suol dire, prove tecniche di trasmissione. Siamo live, però nel contesto è quello proprio di, come si dice, correggere in corso d'opera quello che sta accadendo. Anch'io sto riprendendo un po' i live, non è che non sono abituato, dopo un paio di mesi che non facevo più dirette, avevo perso, come si dice, un po' l'abitudine, un po' di ruggine, usiamo ancora ulteriormente certe frasi. Sta di fatto che stiamo riprendendo un po' alla volta, ci saranno novità, come abbiamo già sottolineato nella precedente edizione di questi speciali del 2021 in particolare, perché per quanto ci riguarda il 2020 per noi, televisivamente parlando, comunque nel mondo della comunicazione è già chiuso in un certo senso. Noi già lavoriamo per il 2021 perché si lavora 3 mesi prima per raccogliere poi i 3 mesi successivi. Ecco, dicevo, importanti novità perché avremo degli accordi con almeno 2 emittenti televisive per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia sul digitale terrestre e un'altra che stiamo chiudendo sul Veneto. Ma non solo, e non voglio anticipare di più, ci saranno novità a livello extra regionale, cioè andremo fuori dal Piave, andremo oltre il Piave un po' su tutto il territorio nazionale, perché insomma questa storia di friulitv.net interessa parecchio e abbiamo ricevuto in queste ore insomma diversi avvisi attraverso internet e non solo, attraverso la mail o WhatsApp o telefonate dirette, per creare una sorta di community o syndication con varie realtà presenti sul territorio. Tra l'altro permettimi anche di salutare gli amici della Voce dei Laziali, con il quale abbiamo iniziato questa collaborazione all'interno del nostro gruppo Horizon Informatica, cioè che collega anche friulitv.net, di cui per chi non lo sapesse Giuseppe è il webmaster all'interno di friulitv.net, mentre sottoscritto, occupandosi della parte editoriale, il coordinatore editoriale e da gennaio sarà ufficialmente anche il direttore responsabile della neonata testata giornalistica, perché chiaramente abbiamo il diritto di fare il nostro periodo sperimentale, poi si parte ufficialmente con le programmazioni regolari. Dicevo, ci stiamo allargando con delle cose molto importanti, lasciamo perdere
il gossip, o come direbbe qualcuno, lasciamo perdere le cose che non interessano a nessuno e ci concentriamo sul lavoro per dare un risultato non solo al nostro gruppo, ma soprattutto ai nostri importanti amici silenziosi che ogni giorno ci danno fiducia attraverso la loro possibilità di investire e far conoscere la propria azienda sui nostri canali. Sì, volevo aggiungere qui, collegarmi a quanto hai detto 2 minuti fa, relativamente alla partnership con la Voce dei Laziali, che è nata circa un mese fa, e qui devo ringraziare i due Massimiliano, Ferraresi e Vienna, che fa parte di Horizon Informatica, e che ci hanno permesso di far conoscere il canale Friuli TV all'interno del mondo Lazio, calcio delle tifosi della Lazio, e stiamo cercando di portare la loro trasmissione, la loro passione all'interno di Friuli TV, in quanto Friuli terra di caserme, terra di, di gente praticamente che arriva da ogni regione, quindi con tifoserie multietniche. Mi collego anche con quanto hai detto te, la TV non andrà a fare gossip, perché il gossip lo fanno già fuori, ma noi ce ne freghiamo altamente. Io più, E... se permetti Giuseppe, più che TV, voglio sottolineare, noi siamo un portale di informazione, Esattamente, esattamente. perché la TV è una cosa, il portale di informazione è un'altra. Io devo dire la verità, ho anche 15 anni di esperienza alle spalle con le televisioni locali, anzi, a dire il vero che di più, però diciamo 15 a 25 per la precisione, e dico, la televisione è una cosa, la televisione non è uno scherzetto, è una cosa seria che si deve fare e chiaramente il progetto della web TV c'è all'interno del nostro piano editoriale, però al momento noi facciamo il nostro portale di informazione senza, come si dice, senza sbandierare al vento o lanciare inutili proclami che poi alla fine si disperdono, fare, come diceva il grande principe De Curtis, rumori con la bocca, no? Tanto per citarne, tanto per fare delle, diciamo così, fare delle frasi non fatte, caduta a fagiolo. Stiamo, come hai detto tu, seminando, e questa è la cosa importante. Comunque puoi Sì, qui continuare sul fatto. volevo collegare due cose. Questo test, come dicevo prima, è stato fatto su YouTube e adesso verrà linkato anche sulla pagina Facebook. Da seguito, adesso con i test superati, verrà emesso praticamente solo sulla pagina Facebook. E un'importante novità, ci sarà la partecipazione, se il direttore acconsente, del buon Omar durante la trasmissione La Voce dei Laziali domenica dalla sede di Udine, praticamente per commentare Udinese-Lazio. Quindi... Per la precisione, dalla Omar House. Esatto. Dopo la Dacia Arena abbiamo la Omar House. Abbiamo la Omar House, però questa non è sponsorizzata, però il copyright e dunque i diritti d'autore li prenderò soltanto fra non si sa quando, insomma. Esatto. Perfetto, allora test superato, ci sentiamo. Bene, adesso noi chiaramente, avendo fatto l'esperimento a diretta internos, come si dice in questi casi, o a bassa frequenza, usando un gergo televisivo, linkeremo questa diretta, la riprodurremo sulla pagina Facebook, che si potrà vedere anche attraverso il nostro sito www.friulitv.net, e così vedremo, insomma, se qualcuno vorrà commentare può tranquillamente scrivere a parte o sotto la pagina Facebook, ecco, e dopo noi risponderemo, insomma, in base alle richieste che ci saranno fatte. Un saluto dalla lontana provincia dell'Impero. Un saluto da Pordenone e ci vediamo. Ciao.